Franco Zanini, Storia Patria, Agrigento. Oggi interessante convegno su accanimento mediatico e verità processuali, integrazione o contraddizione, un tema sicuramente di grande interesse. Il convegno di oggi assume una doppia valenza. La valenza, diciamo, più preponderante è quella che naturalmente deriva dalla intestazione del convegno, che parla di un'attualità straripante che occupa le nostre cronache, cioè le grandi diatribe fra innocentisti e colpevolisti, la grande contrapposizione fra accanimento mediatico e verità giudiziaria, e cerca di centrare, parlando, diciamo, di singole problematiche tipo Enzo Tortora, il caso del commissario Calabresi e altro, che, diciamo, focalizzano in maniera diciamo, superlativa la problematica proprio relativa all'accanimento diciamo, mediatico, che nella stragrande maggioranza dei casi contrasta con la verità giudiziaria. Un'altra occasione, casualmente, che si è venuta a creare, che questo è il nostro 100° convegno. Il 100° convegno, questo convegno nasce dalla fusione di quello che fu fatto nel 1964, quando fu fondata diciamo, l'associazione, e prelevando 20 convegni o 20 incontri, prima si chiamavano incontri culturali, no? Non proprio i convegni che facciamo oggigiorno, e ho scoperto che c'erano 20 convegni innominati che abbiamo nominato e abbiamo cucito con l'attività nostra, e arriviamo al fatidico 100. Veramente erano 105, ma 105 diciamo era una collocazione statistica un po' sballata. Mario La Loggia, relatore in questo convegno di grandissimo rilievo per la tematica che viene trattata, cioè la capacità e l'influenza che i processi condotti negli organi di stampa e quindi i processi mediatici possono avere nell'ambito dei procedimenti giudiziari, e capire se questo rapporto che inevitabilmente si instaura fra processo giudiziario e processo mediatico sia di ausilio o un rapporto di mera contraddizione. Integrazione o contraddizione, dice il sottotitolo. Io ritengo che nella forma estrema il processo mediatico e l'accanimento mediatico sia una contraddizione rispetto al processo giudiziario, tuttavia non può mai andarsi dimentichi del fatto che gli organi di stampa e soprattutto il giornalismo d'inchiesta, se condotto con modalità tali da distinguere i fatti dalle opinioni e senza utilizzare toni di colpevolizzazione, possa essere uno strumento di grande integrazione. Ricordiamo dei casi limiti come quello, uno su tutti, Tortora. Ricordiamo il caso Tortora, che fu purtroppo coinvolto in quel procedimento e che venne distrutta, la sua immagine venne distrutta proprio per l'accanimento di alcuni media e di alcuni organi di stampa, ma vi sono anche altri casi, il caso Calabresi, vi possa essere ancora la spettacolarizzazione del processo, ad esempio il processo di Cogne o il processo di Avetrano. Bisogna sempre avere un giusto equilibrio fra diritto di cronaca e giustizia e rispetto dei diritti dell'imputato. Oggi forse si fa un'informazione troppo appariscente, insomma, più per l'audience che per i contenuti. Assolutamente, gli organi di stampa oggi sono molto più pervasivi e invasivi e possono condizionare la coscienza sociale, e proprio per questo la spettacolarizzazione dei processi può essere un grave vulnus per la serenità del processo penale e per i diritti dell'imputato. Presidente, un interessante convegno oggi organizzato dall'Accademia Storia Patria di Agrigento sul fatto che spesso la stampa approfitta di alcuni casi più per l'audience che per i reali contenuti. Sì, l'argomento di oggi è un argomento di particolare attualità, atteso che da un po' di tempo i cosiddetti media, televisione, giornale e altri mezzi di comunicazione si impossessano del fatto di cronaca e creano poi una verità che molte volte non corrisponde alla verità vera, vale a dire una ricostruzione, specialmente per gli episodi di cronaca nera, una ricostruzione che non trova agganci, che non trova un sostegno nelle prove acquisite dall'autorità giudiziaria,
con la presenza e i contributi di cosiddetti esperti, che molte volte esperti non sono, ma è gente che fa altro mestiere, e allora si crea un mostro, si crea un colpevole, si crea un innocente, senza che questo abbia fondamento in una dichiarazione, in una sentenza, in una decisione dell'autorità giudiziaria. Si tratta, come si dice ormai, di una cosiddetta verità mediatica che contrasta con la verità processuale e con la verità reale. E cosa può fare il cittadino? Beh, il cittadino deve resistere alle lusinghe di questi servizi, di questi articoli, di questi scoop, e cercare appunto, aspettare che su un determinato episodio o su un determinato personaggio si affermi la verità giudiziaria, che è una verità lenta che arriva dopo tanto tempo, ma è la più esatta, la più consona ai risultati di un'indagine che è stata compiuta.